parliamo dell'importanza degli alberi, che sono fondamentali per contrastare le isole di calore urbano e quelle zone dove l'asfalto e il cemento accumulano calore di giorno e lo rilasciano di notte. C'è una classifica dell'Istat che conta quanti alberi ci sono nelle città per ogni 100 abitanti. Il podio è di Modena, che ha 117 alberi per ogni 100 abitanti, quasi 1,2 a testa. Poi ci sono Trieste e Cremona. Altre posizioni significative sono Mantova, Brescia, Torino. Le grandi metropoli sono tutte nella metà della classifica. A Taranto abbiamo 12 alberi ogni 100 abitanti, un po' pochini, e ne parliamo con Alessandro Morrone, del segretario di Lignum, dell'associazione Lignum. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lignum si occupa proprio di fare educazione al verde, alla creare una visione diversa delle città. Esatto, è esattamente così. Ci occupiamo di sensibilizzazione, proviamo a fare, soprattutto nei più giovani, anche un po' di formazione. Abbiamo già fatto varie attività di piantumazione in città e speriamo di farne ancora. Adesso stiamo con un progetto su Leporano, un parco partecipato, che è un po' quello che vogliamo provare a portare anche a Taranto stessa, che è un nuovo modo di vivere anche gli spazi urbani e come poterli rendere nuovamente utilizzabili dalla comunità intorno. Questa classifica francamente ci vede messi non benissimo, ma neanche malissimissimo, nel senso Siracusa non ne ha proprio alberi ogni 100 abitanti, però 12 ogni 100 abitanti sono proprio pochi. Forse stavo dicendo, scherzando prima con Gis, io ne ho di più a casa, contribuisco alla città. Alzi la media. Sì. Comunque non siamo messi benissimo a Taranto. No, assolutamente non siamo messi bene. Cioè, praticamente, come dicevi anche tu, Modena praticamente ha più alberi che abitanti quasi. E naturalmente, lasciatemi dire, siamo noi molto lontani da quella cifra, come abbiamo visto, però naturalmente il numero di alberi per abitanti non ci deve sempre solo spaventare. Questo che vediamo sicuramente ci allerta ed è utile che questa classifica lo faccia, però contare gli alberi non significa misurarne poi solo i benefici. Un numero da solo non ci dice quanta aria stiano ripulendo, quanta frescura stiano regolando un quartiere. Gli alberi non sono solo un dettaglio estetico, ma sono è un vero e proprio problema di salute pubblica, perché quindi non è un mobile. Andrebbero impiantati con una certa logica in alcune zone, alcune specie. Spiegaci un po'. Esatto, sì. Questo il nostro regolamento del verde sicuramente lo menziona e sicuramente andrebbe anche aggiornato, però l'albero è una macchina che lavora silenziosamente tutto il giorno, abbassa la temperatura, ma ripulisce l'aria che respiriamo, la ripulisce da PM10, ossidi. Scegliere il momento giusto per piantare e anche la tipologia di albero, oltre che la sua età, non è un problema da poco, e questo in associazione ce lo diciamo sempre. E che alberi andrebbero impiantati a Taranto e soprattutto in che periodo dell'anno? Allora, bisognerebbe piantare sempre durante il fermo vegetativo, quindi sicuramente non in estate, anche perché piantare un albero in estate significa mandarlo a morte, insomma. Sì, soprattutto se poi decidiamo di piantare alberi già grandi, vorrebbe dire come fare una corsa e nel mentre decidere di studiare per un esame. O si concentrano sulle radici o si concentrano sul fruttificare oppure sull'ingrandirsi, quindi su questo bisogna stare molto attenti. E oltretutto una cosa molto importante a Taranto su cui dobbiamo stare attenti poi sono le fitopatie. Lo abbiamo già visto per esempio con la xylella, e decidere di piantare la stessa specie perché magari le prendiamo in stock oppure perché decidiamo di prenderle perché sono resistenti, questo causa che nel momento in cui una fitopatia come può essere la xylella ci colpisce, non stermina un albero, ne stermina tutti. Certo. Quindi creare una certa biodiversità
porta sicuramente a una miglioria sia a livello poi naturalmente anche estetico, ma sia anche al tasso di sopravvivenza poi delle piante stesse. Quindi ci sono tante cose a cui stare attenti, tra cui anche l'apparato radicale, perché insomma tante volte ci lamentiamo che rovinano gli asfalti, le strade, i marciapiedi. Ci sono tanti modi per poterlo fare. Qui naturalmente poi non aspettano di dirlo, perché è un argomento molto articolato. Nel momento in cui si fanno di nuovi progetti a Taranto bisogna vederli in ambito anche qui ecosistemico. Bisogna pianificare le attività sul lungo periodo e fare anche qui un investimento sul futuro, perché un albero non cresce dall'oggi al domani, e anche nel momento in cui decidiamo di fare un progetto più o meno importante deve essere pianificato, e anche poi nella fase poi operativa deve essere scelto giustamente come devono essere sostituiti o impiantati nuovi alberi poi. Grazie a Alessandro Morrone di Lignum, vi verremo a ripescare quando vorremo sapere altro. Grazie mille.